firmato l'accordo tra SUEM 118 di Padova e il Soccorso Alpino del Veneto per permettere la presenza di un tecnico sull'elicottero che presta il primo soccorso. Una presenza che garantirà l'aiuto anche nelle zone dove non è possibile atterrare, ma solo scendere con il verricello. Arriverà il tecnico dell'elisoccorso, che ovviamente lui è formato per tutta l'attività dell'ambiente impervio ostile, per mettere in sicurezza il nostro operato, ma chiaramente noi lo formeremo anche per fare attività sanitaria, perché in quel modo, anziché essere in due, saremo in tre a poter lavorare sul paziente. Leone 2, questo il nome dell'elicottero che copre la zona di Padova, che si estende fino al litorale di Venezia e Rovigo. Si è alzato in volo nel 2024 582 volte tra interventi primari e secondari, con picchi soprattutto durante l'estate e il mese di agosto. La nostra finalità è quella di portare nel miglior modo, nel più breve tempo possibile, aiuto a chi ne ha bisogno. Una sinergia, quella tra Soccorso Alpino e SUEM, ormai consolidata nel tempo, che finalmente arriva anche a Padova per dare completezza a tutte le attività di elisoccorso nella regione del Veneto. Il primo soccorso in elicottero è fondamentale e non può essere scambiato per un servizio di trasporto pubblico. La missione diventa una missione a pagamento nella misura in cui noi andiamo a recuperare i cosiddetti illesi, che sono persone che non hanno dei bisogni sanitari ma che si trovano in situazioni appunto particolari, perché appunto si sono trovati su un posto non adatto alle loro forze, non adatto al loro equipaggiamento e così via. Quando noi classifichiamo a livello di centrale operativa il soggetto come illeso, la missione viene messa in conto a quella persona. Un lavoro impegnativo quello del soccorritore, in cui non deve mai mancare la lucidità, come nel soccorso al bimbo di 5 anni chiuso in auto nel Sile. I blocchi non devono esserci, perché siamo, come dire, l'unica possibilità che quel bimbo aveva, ma anche altri pazienti, gliela possiamo dare noi, e quindi noi non possiamo permetterci di bloccarci. Come dicevo prima, e le emozioni del momento vanno assolutamente gestite. È chiaro che c'è un impatto emotivo importante, soprattutto anche perché il personale ha un vissuto quotidiano, c'è a casa bambini, e anche quando si va su una persona più anziana, se a casa un infermiere, un medico, hanno familiari magari in condizioni similari, ovviamente si può far coinvolgere, ma la regola è gestire l'emozione.